in una zona abbastanza marginale della città, come è rimasta tuttora, alla fine della fondamenta delle Zattere e lungo il canale di San Basilio in direzione di Piazzale Roma, i monaci gerolamini nella metà del Trecento avevano fondato un piccolo convento, con annesso un oratorio dedicato a Santa Maria Assunta e un ospizio per i poveri nell'insula tra il Rio di San Sebastiano e quello di Santa Margherita. Nel 1455, con grande concorso di popolo nel sostegno della spesa, iniziarono i lavori per trasformare l'oratorio in una chiesa più grande, terminati nel 1468, dedicandola ancora a Maria ma anche a San Sebastiano, come ringraziamento degli abitanti della contrada perché sopravvissuti alla peste del 1464. La chiesa, come si rileva dalla pianta del De Barbari, aveva una sola navata e il suo orientamento era parallelo al Rio di San Sebastiano, ma appena 30 anni dopo, nel 1506, i frati di San Sebastiano, con i fondi di un lascito, avviarono i lavori di ampliamento del convento e della chiesa secondo un progetto ambizioso, affidato a Antonio Abbondi lo Scarpagnino. Ma presto si trovarono in difficoltà economiche e i lavori si fermarono. Nel 1530 il girolamino veronese Bernardo Torlioni venne inviato a Venezia dal vescovo Gian Matteo Giberti, incaricandolo della stesura di una nuova costituzione per la congregazione. Torlioni ebbe l'idea di chiedere alle grandi famiglie patrizie della zona il sostegno finanziario in cambio delle concessioni delle cappelle della chiesa. Nel 1542 intervenne Torlioni per modificare il progetto con la creazione di 6 cappelle, prolungando il barco sopra l'ingresso con 2 ali a copertura delle 2 terne di cappelle che vivacizzarono la navata della chiesa favorendo una decorazione ricca e fantasiosa. La scelta del tema cadde sulle dolorose vicende dell'Albania nella seconda metà del Quattrocento, che fu impegnata nell'epica difesa della patria e della cristianità contro i turchi con il suo eroe Giorgio Castriota Skanderbeg. Il tema, che sarebbe stato tradotto in immagini da Paolo Veronese, era centrato sulla figura del titolare della chiesa, Sebastiano, visto non tanto come il santo taumaturgico, ma come la personificazione di Skanderbeg, il Miles Christi. A questo filone di valenza storica si affiancava quello di carattere religioso, riguardante la difesa della fede di fronte all'eresia luterana, con le storie di Ester, dove la fulgida regina, che salva il popolo ebraico, è l'immagine di Maria, corredentrice dell'umanità assieme a Cristo, e anche inevitabile immagine della Serenissima Venezia, nata proprio sotto la protezione della Vergine Maria. La facciata, in candida pietra d'Istria, è un gioiello di architettura rinascimentale, che all'eleganza unisce uno schema razionale e funzionale, corrispondente alla struttura interna della navata, con il barco sopra il portale, illuminato dalle 2 aperture e dal rosone, e con le coppie di colonne ai lati delle finestre, che corrispondono alla profondità delle cappelle interne sotto i bracci del barco. Il coronamento è costituito da un timpano basso, sottolineato da leggeri modiglioni, sul quale sono poste le 3 statue, di San Gerolamo al centro e dei santi Sebastiano e Caterina d'Alessandria ai lati. Sul fianco sinistro si trova l'ingresso dell'antico convento, soppresso e poi demolito e infine ricostruito, ora sede della Facoltà di Lettere dell'Università. L'interno si presenta come uno scrigno di smagliante bellezza, movimentata dal gioco architettonico del barco e delle cappelle, culminante nell'elegante scenico presbiterio, introdotto dall'arco trionfale come una quinta teatrale con la copertura di uno straordinario soffitto ligneo a riquadri dove, come gemme preziose, sono incastonate le 3 tele delle storie di Ester. L'ampio barco, tipico delle chiese collegate con il convento, consentiva l'accesso diretto dei monaci per assistere alle funzioni religiose separatamente dai fedeli. Creava di conseguenza una sorta di vestibolo prima dell'ingresso nella sala, anch'esso decorato con la presenza di opere di grandi artisti, il San Nicola di Tiziano, una deposizione di Anonimo di fine Quattrocento e poi Giona esce dalla bocca della balena di Paris Bourdon. Il presbiterio è introdotto da una magnifica quinta teatrale, costituita da un grande arco trionfale, che arriva fino al soffitto e inquadra la cappella maggiore,
impreziosito da una annunciazione di Veronese nei pennacchi. Ai lati, sotto il soffitto, gli affreschi dei profeti Davide e Isaia entro le maestose colonne tortili e, sopra gli archi delle cappelle laterali, gli affreschi delle Sibille, Eritrea e Cumana a destra e Tiburtina e Samia a sinistra. Tutto il presbiterio doveva servire come cappella funeraria di Cataruzza Corner. La nipote Elise Elisabetta Soranzo commissionò il lavoro a Veronese, che tra il 1559 e il 1561 progettò il pavimento, i banchi, le arme, lettere e soase d'intorno, le finestre, l'altar maggiore e la pala. La pala, Madonna in gloria con i santi Giovanni Battista, Pietro, Francesco, Sebastiano, Caterina ed Elisabetta, rappresenta i santi eponimi della famiglia Corner e, pare, la nipote nelle vesti di Santa Elisabetta. Con le tele della Cappella Maggiore, eseguite nel 1565, Veronese unisce i due temi incentrati sulla Madonna e San Sebastiano e completa il progetto iconografico con il successivo affresco della cupola L'Assunzione della Vergine in gloria di evangelisti e padri della Chiesa, andato poi perduto. Nelle grandi tele alle pareti, a sinistra i fratelli Marco e Marcellino condotti al martirio, e a destra il martirio di San Sebastiano ucciso a bastonate, rifulge la figura di Sebastiano, non più visto come il patetico santo trafitto dalle frecce, ma come il Miles Christi, che conforta i martiri nella fede e poi affronta il suo martirio con la serenità di chi si affida a Dio. Navata destra. Nella prima cappella la pala d'altare il beato Pietro Gambacorta, 700, il fondatore dell'ordine dei Gerolamini, dipinto di Federico Benkovic. Nella seconda cappella, sull'altare la statua La Madonna col Bambino e San Giovannino, 1577, di Tommaso Lombardo da Lugano. Nella terza cappella sopra l'altare dei morti, in marmo nero secondo le consuetudini del tempo, la pala Crocifissione del Veronese, 1581. Navata sinistra. La terza è la Cappella Grimani, sulla balaustra del barco l'Angelo Annunciante, e a destra la Vergine Annunciata di Girolamo Campagna, i monocromi con l'orazione nell'orto, il bacio di Giuda e la deposizione nel sepolcro e la resurrezione di Andrea Meldolla lo Schiavone, sull'altare la Madonna col Bambino, Santa Caterina e Sant'Antonio, 1578, del Veronese. Ai lati dell'altare statue di San Marco e Sant'Antonio e busto di Marcantonio Grimani di Alessandro Vittoria. Nella seconda cappella la pala d'altare con il battesimo di Cristo di Benedetto Cagliari, fratello di Paolo. Nella prima cappella Pellegrini, ancora monocromi dello Schiavone nei piccoli ovali della volta con figure di virtù, sull'altare la pala di Cristo e la cena in Emmaus dello Schiavone. Sopra la cappella la statua della Sibilla Cumana di Girolamo Campagna e sopra la corrispondente cappella di destra c'è la Sibilla Eritrea. Segue l'imponente monumento funebre del vescovo di Cipro Livio Podacataro di Jacopo Sansovino. Veronese viene chiamato da Bernardo Torlioni a iniziare la decorazione di San Sebastiano partendo dal soffitto ligneo della sacrestia con il ciclo mariano. Grande riquadro dell'incoronazione della Vergine e ai lati gli scorci degli Apostoli, poi 4 tondi dei cherubini, i tondi delle virtù cardinali e una serie di 8 monocromi dipinti a chiaroscuro direttamente sul soffitto con storie del Vecchio Testamento. La fascia alta delle pareti sotto il soffitto è interamente ricoperta di dipinti di vari artisti del Cinquecento, la Crocifissione di Domenico Brusasorci, la Resurrezione di Jacopo Palma il Giovane, il ciclo di Bonifacio depitati con la Natività, l'orazione nell'orto, il passaggio del Mar Rosso e il sogno di Giacobbe, le 2 tele di Martin de Vos con il battesimo di Cristo e il sacrificio di Isacco. Vicino alla porta della sacrestia il busto di Paolo Veronese, nel pavimento sottostante la tomba dell'inseparabile fratello Benedetto. Il grande soffitto ligneo è di eccezionale bellezza, per complessità e raffinatezza delle linee, disegnato e decorato nei dettagli secondo le indicazioni dello stesso Veronese. I grandi dipinti del soffitto celebrano la storia di Ester,
eroina dell'Antico Testamento che salvò gli ebrei dal re Assuero sobillato dal ministro Aman. Il ciclo si apre con il ripudio di Vasti, la prima moglie di Assuero, di cui Ester prende il posto nel dipinto centrale. Il dipinto finale mostra il trionfo di Mardocheo, padre della ragazza, e la condanna del crudele Aman. Riquadri con puti e festoni di frutta completano l'apparato decorativo del soffitto. Agli angoli le 4 virtù cardinali. Terminato il soffitto della navata, nella metà del 1558, Veronese ritorna in San Sebastiano per affrescare tutte le parti alte della navata, che girano attorno alla cornice del soffitto per concludersi nel varco. Lungo le pareti della navata, sotto il cornicione, corre ininterrotto un porticato illusionistico retto da colonne tortili, che ricorda il Palazzo Te di Mantova, realizzando il raccordo architettonico con il soffitto. Davanti agli occhi dei frati la scena clou dell'arciere, mentre scocca la freccia, che attraversa tutta la navata e va a colpire Sebastiano, confortato dall'angelo, che cala dal cielo con la palma del martirio. Sebastiano era il comandante della prestigiosa prima coorte della Prima Legione, di stanza a Roma per la difesa dell'imperatore. Forte del suo ruolo, poté sostenere i cristiani incarcerati, provvedere alla sepoltura dei martiri e diffondere il cristianesimo tra i funzionari e i militari di corte. Quando Diocleziano scoprì che il suo ufficiale era cristiano, indignato, ne ordinò la morte. Trafitto dagli arcieri, fu abbandonato sul posto in pasto agli animali selvatici, ma non morì. Santa Irene, andata a recuperare il corpo, si accorse che era ancora vivo, lo portò nella sua dimora e lo curò. Sebastiano, prodigiosamente sanato, decise di proclamare la sua fede al cospetto dell'imperatore. Si presentò coraggiosamente davanti a Diocleziano mentre presiedeva alle funzioni nel tempio pagano eretto da Eliogabalo e lo rimproverò per le persecuzioni contro i cristiani. Sorpreso alla vista del suo ufficiale ancora vivo, Diocleziano diede freddamente l'ordine che fosse flagellato a morte e poi gettato nella cloaca massima. Nel corso dell'esecuzione degli affreschi, Paolo Veronese preparò il disegno della cassa dell'organo, subito dopo costruito da Francesco Fiorentino. Ad ante chiuse appare la presentazione di Gesù al Tempio, mentre con le ante aperte compare la piscina probatica, 2 temi che propongono la rivelazione della divinità di Cristo. Nel parapetto Natività di Cristo,